di Arca adesso l'altra associazione, il MOS, il Movimento Omosessuale Sardo, con Barbara Tetti, presidente dell'associazione. Barbara. Buonasera a tutte e a tutte. Wow. Che bel colpo d'occhio da qua. E siamo orgogliosi tutti dell'orgoglio gay, lesbiche, transessuali, transgender, chi più ne ha chi più ne metta. Siamo qui insieme a tanti amici e tante associazioni che parlano sempre insieme a noi di libertà e di diritti. Questo Pride all'interno dell'Onda Pride che tutti gli anni che anche quest'anno attraversa tutto lo stivale che anche quest'anno attraversa lo stivale per rivendicare diritti con orgoglio e soprattutto con allegria. Noi non andiamo in piazza per odiare nessuno, noi andiamo in piazza per chiedere i nostri diritti sacrosanti. Siamo cittadini e abbiamo diritto ad amare, a trovare compagni, compagne, ad avere figli e che i nostri figli abbiano un riconoscimento, che non siano figli di serie B come la nostra cittadinanza fino ad oggi. Tutti insieme e saremo sempre di più a urlare ai nostri politici ipocriti che sono succubi di questa Chiesa che ci opprime, che anziché parlare d'amore e di rispetto semina odio, perché è questo quello che fanno. Il Family Day è stata una giornata di odio, non si è mai visto nessuno in piazza a manifestare contro i diritti di altri. Sono stati come il Ku Klux Klan che pretendeva che i neri non avessero diritto di voto. Questo sono degli odiosi, schifosi e nient'altro. Buon Pride